Le motivazioni che ci hanno spinto ad aprire oggi è che dobbiamo dimostrare al governo che possiamo lavorare tranquillamente in sicurezza rispettando tutte le normative che ci hanno dato. Spetta a loro fare i controlli. Io capisco che qualcuno può essere non così attento, però i controlli servono a quello e nella nostra categoria, soprattutto dei ristoratori, vedo che anche con i miei colleghi tutti quanti si sono attrezzati e hanno speso in termini di energia e di denaro per essere pronti in questo frangente molto drammatico e quindi vogliamo che ci rassicurino, dato che per quel che riguarda i ristori economici sono molto irrisori e quindi noi vogliamo lavorare assolutamente in sicurezza. La risposta dei clienti è stata meravigliosa, non posso che ringraziare i miei clienti e anche tutti quelli nuovi che hanno telefonato e ai quali ho dovuto anche dire di no, perché il numero di posti a disposizione, soprattutto per questa sera, è limitato proprio per una questione di distanziamento sociale e di rispetto delle norme. Però il sostegno sia telefonico direttamente qui in osteria che su messaggi social vari è enorme. C'è anche il sostegno di moltissimi colleghi, i quali mi hanno proprio detto che sono terrorizzati dalle disposizioni che sono state date a livello punitivo nei nostri confronti e anche chi aveva la mezza intenzione di farlo si è tirato indietro purtroppo, ma noi non critichiamo le decisioni di nessuno. Ogni decisione è rispettabile ed è dettata dalle proprie esigenze. Noi ci sentivamo di dover far valere le nostre ragioni. Oggi sono qui perché sostengo convintamente questa iniziativa, perché le categorie della ristorazione bar sono tra quelle più penalizzate in questo momento, ma soprattutto sono qui perché voglio dimostrare, ho voluto e l'ho confermato avendo appena pranzato qua, che si mangia in tutta sicurezza, che qui i luoghi di contagio non sono assolutamente ristoranti, pub o d'altro, perché qui lavorano davvero in sicurezza e ne ho avuta l'ennesima conferma proprio oggi. E inoltre sono a sostegno di questa iniziativa perché voglio anch'io dimostrare contro un governo di gente che non sa come si lavora all'interno, fanno dei provvedimenti che però sono fatti da persone che chiaramente non sanno come lavoro e posso dire che non hanno neanche mai lavorato. Io ho sentito alcuni baristi stamattina che volevano aprire e non l'hanno più fatto perché sono terrorizzati, hanno paura, sono già ridotti male causa mancanza di entrate, non volevano rischiare anche con una sanzione, visto anche queste circolari intimidatorie che sono state fatte sia dalla prefettura che dalla questura in questi giorni, non se l'hanno sentita, erano davvero terrorizzati. Mi sembra davvero eccessivo, perché qui nel Veneto, a Maser, non ho mai visto rivolte, non ho mai visto cose violente, ma sono proteste davvero pacifiche per far capire a chi governa che qui si lavora in sicurezza. La mia riflessione purtroppo è amara, nel senso che vedo che c'è stato un aumento esponenziale, soprattutto dei social, di nascita di piattaforme per delivery, per acquisto di cibo precotto, di un mucchio di cose. Se vogliono portarci a standardizzarci, siamo fuori. Questa è la nostra cultura, la nostra storia e la nostra ricchezza. Dobbiamo assolutamente preservarla e spero che sia una casualità questa di questi momenti, appunto, di queste cose social. Non è questo il reinventarsi di cui ci auguravano di reinventarci qualcuno. Noi assolutamente dobbiamo mantenere, ci reinventiamo tutti i giorni con la tecnologia in cucina, di abbattitori, di cucina in sottovuoto, di un mucchio di cose che tutti i miei colleghi stanno facendo in questo momento. Il vaso è pieno, dobbiamo mantenere le nostre tradizioni, se no siamo un modello mondiale, non un modello regionale o comunale. La cucina italiana e la cucina regionale veneta sono un modello mondiale, dobbiamo assolutamente preservarlo. Ultima cosa, tutte queste cose social credo che siano negative e ci eravamo appena liberati
di Groupon, scusate se dico il nome, che doveva salvare dalla rovina molti ristoranti che erano sul piede, con un piede nella fossa. Purtroppo nella fossa ci sono andati lo stesso, quindi anche quella non è stata solo uno specchietto dove ci hanno guadagnato non i ristoratori sicuramente. Facciamo bene, mettiamoci tutto l'impegno possibile, rispettiamo le regole, avanti sempre e a testa alta.